Aggredita da alcuni suoi coetanei, tutti minorenni, e la scena ripresa con i cellulari. Vittima una ragazzina di Rovigo che lo scorso maggio sarebbe stata attirata da alcuni giovanissimi nei giardini che si trovano dietro al Tempio La Rotonda. Qui sarebbe stata cerchiata, colpita con alcuni oggetti, le sarebbero stati tirati i capelli e poi minacciata con una pistola ad aria compressa e un coltellino con apertura a farfalla. Il tutto ripreso dai minori con i loro smartphone. È stata la madre della vittima a denunciare i fatti alla squadra mobile di Rovigo, che ha immediatamente dato il via alle indagini. 6 minorenni, 4 di loro con meno di 14 anni, indagati per i reati di percosse, minaccia e violenza privata commessi in concorso tra loro. Uno dei giovani risulta anche indagato per il porto di armi od oggetti atti ad offendere. In questi giorni negli uffici della squadra mobile si sono svolti gli interrogatori dei 6 minorenni, sottoposti anche a perquisizioni domiciliari che hanno consentito agli agenti di recuperare la pistola e il coltellino in possesso ad uno degli indagati. A tutti i giovani coinvolti sono stati anche sequestrati gli smartphone. Attività quella posta in essere dai poliziotti della squadra mobile Rodigina sotto la direzione dell'autorità giudiziaria veneziana, che, anche facendo seguito a quella svolta per fatti analoghi avvenuti lo scorso ottobre in occasione del Marti Franco, testimonia la costante attenzione di tutti gli organi inquirenti rispetto ai fatti delittuosi posti in essere da soggetti minorenni, ha spiegato il questore Giovanni Scali. Episodi spesso immortalati e poi diffusi, ha continuato, tramite social, che non devono essere sottovalutati semplicemente in ragione della minore età dei protagonisti, spesso per primi erroneamente convinti dell'assenza di conseguenze per le proprie azioni commesse in giovane età, ha concluso il questore di Rovigo.